presto l'incontro all'ente bilaterale del turismo per decidere la sorte dei lavoratori del Laguna Palace. Ora si attende il tavolo regionale. E allarme arbovirosi in Veneto. Dopo un nuovo caso di dengue a Marcon salgono a 2 gli episodi di persone infette, ora fuori pericolo. Il punto con l'ULSS 3 serenissima. Ennesima aggressione a 2 controllori a CTV sul Vaporetto. Un turista australiano li ha colpiti perché aveva scoperto che non era in possesso del biglietto. Sono previste circa 3.000 persone alla manifestazione pro Gaza. Domani pomeriggio alla mostra del cinema al Lido di Venezia ci sarà anche un corteo acqueo. Dopo il caso dello scorso inverno, un altro barboncino è scomparso da Venezia e potrebbe già essere fuori regione. L'appello della famiglia: chiunque lo veda ci chiami, ci sarà anche una ricompensa. Il regista italiano Luca Guadagnino sulla darsena del Casinò racconta il legame speciale con il festival che lo ha scoperto. La prima volta di Giulia Roberts a Venezia è magica. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Venezia e provincia. Dunque in primo piano la vicenda Laguna Palace, perché è finito con un nulla di fatto l'incontro all'ente bilaterale del turismo per decidere le sorti dei lavoratori che ora attendono il tavolo regionale. Ancora nessuna novità per i lavoratori del Laguna Palace di Mestre, la cui proroga della gestione scadrà il 30 settembre. L'incontro all'ente bilaterale del turismo infatti si è concluso senza un accordo fra le parti. Non è andato a buon fine per 2 motivi. Il primo è quello che ancora non sono riusciti e non si sa se riusciranno ad avere ancora la concessione da Cobalto NH. E quello più fondamentale è che l'NH Italia non ci ha garantito la ricollocazione all'interno del comune di Venezia per tutti i lavoratori che sono coinvolti qui appunto in questa procedura. Il punto è che noi come territorio non ci possiamo permettere di perdere queste professionalità. Queste professionalità sono persone che lavorano qui da anni, sono esperte, conoscono bene il mestiere, quindi non possiamo permetterci assolutamente questo lusso e noi continueremo fino alla fine a batterci per farli ricollocare e per non perderli. I sindacati hanno proclamato lo stato di agitazione che potrebbe presto portare allo sciopero e ora si attende la convocazione del tavolo dalla Regione, cui passa la palla. È necessaria proprio per mettere in fila tutti gli attori interessati in questa procedura, sia dal punto di vista lavorativo ma anche dal punto di vista del territorio, proprio per poter garantire o una continuazione presso questa struttura oppure per comunque avere una ricollocazione nel territorio ed evitare di disperdere le professionalità. Ovviamente il tavolo in Regione è necessario anche per poter incontrare poi quella che è la proprietà, anche per farci rendere noto quale sarà il futuro di questo immobile. L'Associazione degli albergatori intanto annuncia lo sforzo per tenere aperte le posizioni negli alberghi in città per salvaguardare le mansioni degli addetti che non dovessero accettare il trasferimento di NH. Fortunatamente non sono in pericolo di vita i 3 veneziani rimasti coinvolti nello scontro frontale ieri sera, poco dopo le 18, lungo la regionale 203 a Gordina nel Bellunese in comune di Sedico. Si tratta di 2 ragazzini rispettivamente di 13 e 14 anni e di un 53enne trasportati all'ospedale di Belluno. Ferite di media gravità per il conducente dell'altra vettura, un 54enne di Sedico. Secondo le prime ricostruzioni della dinamica dell'incidente, a causare lo schianto sarebbe stata l'invasione di corsia di uno dei 2 SUV coinvolti che viaggiavano in direzione opposta mentre imperversava un furioso temporale. Sul posto hanno lavorato i vigili del fuoco con i militari dell'Arma della Radiomobile di Feltre e il personale del SUEM. Virus da zanzare, il Veneto alza il livello di guardia. Dottor Selle, c'è da preoccuparsi con questo nuovo caso di dengue? Diciamo che c'è da stare attenti. E allarme arbovirosi in Veneto. Dopo un nuovo caso di dengue autoctono a Marcon salgono a 2 gli episodi di persone infette, ma fortunatamente fuori pericolo. Sì, addirittura in isolamento a casa, quindi a posto insomma.
L'isolamento domiciliare per evitare che altre persone possano essere punte dalla zanzara infetta sia nel contesto familiare che comunitario in caso di spostamenti fuori dalla propria abitazione. Salgono invece i casi da West Nile, 17 quelli con febbre e 3 di neuroinvasive per le quali si è reso necessario il ricovero anche in rianimazione, per un totale ad oggi di 20 casi nella provincia. Abbiamo avuto un unico cluster di West Nile, cioè più di un caso dentro 15 giorni, dentro un ambito circoscritto che abbiamo avuto a Cavarzene. E si segnalano in regione anche altri episodi di chikungunya, il punto del dottor Vittorio Selle, direttore del Dipartimento di Prevenzione della ULSS Serenissima. Chikungunya noi non abbiamo casi nel veneziano, abbiamo avuto una ventina di casi di West Nile, tra forme solo di febbre e forme neuroinvasive, tutte risoltesi insomma, e abbiamo avuto 2 casi di dengue però di importazione, cioè persone che erano state alle Maldive, nel Benin. Di seguito i sintomi da non sottovalutare, evidenziando come per i casi da West Nile possano comparire anche disturbi neurovegetativi. Tutte queste forme intanto dobbiamo sapere che hanno un paio di giorni di incubazione, quindi nel momento in cui comincia il sintomo, che può essere la febbre, il mal di testa, i dolori articolari, che sono le 3 cose più importanti, ecco, nel chikungunya poi dolori articolari sono molto forti, ecco, il termine chikungunya sta a significare questo ripiegarsi, esatto. La prima difesa resta la prevenzione, anche con misure fai da te, avverte sempre Selle. Questo è il messaggio centrale: abituiamoci a spruzzarci un po' di repellenti, a usare a casa quelle 2 o 3 cose. Nuova aggressione questa mattina in Vaporetto nei confronti di 2 controllori ACTV da parte di un turista australiano che al momento del controllo era sprovvisto del biglietto convalidato. Il turista, dopo essersi scagliato con violenza contro i 2 agenti, ha tentato di allontanarsi verso Piazza San Marco, dove è intervenuta la polizia locale che ha provveduto a fermarlo e identificarlo. Oltre al verbale come sanzione, ora AVM sta valutando se costituirsi parte civile nel processo che avvierà contro il turista violento. Manifestazione pro Gaza al Lido, alla mostra del cinema. Domani pomeriggio dalle 17 ci sarà anche un corteo acqueo. Luogo del ritrovo, l'approdo di Santa Maria Elisabetta, orario di partenza del corteo le 17, appuntamento alla mostra del cinema per la manifestazione pro Gaza. Ci sarà anche un corteo acqueo con una motonave che salperà da Marghera, dal centro Vega, circa 2 ore prima, ovvero verso le 15. Lo slogan di chi vi prenderà parte, degli organizzatori, ovvero alcuni rappresentanti dei centri sociali del nord-est e gruppi di attivisti: fermare il genocidio a Gaza, Free Palestine, ribadito anche con gli striscioni srotolati nel giorno dell'apertura dell'82esima mostra del cinema davanti al red carpet del Lido, da sempre passerella dei divi del cinema internazionale. Il corteo punta a riportare i riflettori sulla crisi in Medio Oriente, denunciando la grave situazione umanitaria lungo la striscia di Gaza e non a caso proprio nei giorni in cui la città lagunare è sotto l'attenzione internazionale. Le forze dell'ordine hanno già predisposto misure di sicurezza e limitazioni alla viabilità per garantire da una parte il regolare svolgimento della mostra e dall'altra quello della protesta. Previsto l'afflusso di centinaia di persone da realtà politiche, associazioni e gruppi provenienti anche da fuori Veneto e naturalmente anche dal mondo del cinema. Così Martina Vergnano, portavoce dei centri sociali. Dopo il caso dello scorso inverno, un altro barboncino è scomparso da Venezia e potrebbe già essere fuori regione. L'appello della famiglia. Il nostro barboncino, il barboncino di mio figlio, si è svincolato dal dog sitter che lo aveva con sé ed è fuggito, è scappato probabilmente per venire a cercare la famiglia, diciamo, essendo che noi in questi giorni siamo in ferie. E lui, povero, il dog sitter ha provato a inseguirlo, ma ovviamente il cane era più veloce e quindi poi ne ha perso le tracce in corrispondenza della stazione Santa Lucia, Piazzale Roma. Quindi temiamo che appunto
avendo messo molti annunci, avendo avuto molte condivisioni anche sugli annunci messi in Facebook da parte di tanti veneziani, poi noi viviamo a Canareggio, insomma ci si conosce un po' tutti, che non sia più a Venezia, che sia stato prelevato da qualcuno. A distanza di mesi l'incubo a Venezia si ripete. Dopo la scomparsa lo scorso gennaio del barboncino burro, mai ritrovato nonostante ricerche e appelli, ora ne è scomparso un altro di 1 anno e mezzo circa, Baki. Stessa razza, stesso colore, e la famiglia che sta tentando di rientrare dalle vacanze all'estero è in apprensione. Fino a tutta la lista di Spagna tante persone l'hanno visto, anche dopo ci hanno chiamato vedendo gli annunci su Facebook e segnalandoci che appunto l'avevano visto correre, però poi una volta arrivato nei pressi tra la stazione e Piazzale Roma proprio se ne sono perse le tracce, e siccome lui ha al collo una targhetta con il nostro numero di telefono e nessuno ci ha chiamato, siamo quasi sicuri che qualcuno l'abbia preso, ovviamente non con buone intenzioni. Per questo, oltre ad aver denunciato il fatto, si sono rivolti anche a degli esperti nel ritrovamento di animali. Stiamo lavorando unilateralmente e parallelamente su diversi fronti. Come vedete alle mie spalle adesso sono in treno perché, come detto, stiamo lavorando su strade alternative che potrebbero darci dei riscontri positivi. Detto questo, mi appello a chi ha preso il povero cagnolino di rilasciarlo, perché non vorremmo rivivere la situazione di qualche mese fa per la scomparsa di Burro. Il cagnolino non è mai stato più ritrovato. Baki infatti potrebbe già essere stato portato fuori regione. Chi lo trovasse, se ci contatta, tra l'altro è un cane che appunto è di mio figlio, 12enne, quindi è molto, insomma, affettivamente per noi è molto importante, quindi naturalmente siamo anche disponibili a corrispondere una giusta ricompensa, insomma, per chi ci fa avere delle informazioni o meglio ancora lo trovi. Voltiamo pagina. Il regista italiano Guadagnino, sulla darsena del Casino, racconta il legame speciale con il festival che lo ha scoperto, e poi la prima volta a Venezia di Julia Roberts. Posso chiederti una cosa su questo film? Devo scappare. Una cosa sola. Vai. Cosa dici? Com'è il tuo ritorno a casa a Venezia? Amo stare a Venezia, è un festival meraviglioso e sarò sempre felice di tornare. E cosa racconti in questo film? Troppo complesso. Sulla darsena del Casino, il regista Luca Guadagnino, tra i fan in estasi per tutto il cast e la prima volta in assoluto di Julia Roberts alla Mostra di Venezia, fa un piccolo strappo al protocollo e alla decisione di parlare solo in conferenza stampa, con rarissime eccezioni, per raccontare, in esclusiva per le nostre reti, il suo rapporto con Venezia. La prima luna di Julia Roberts ha incantato la mostra. Poi la conferenza stampa. Credo che l'idea del film, la cosa che mi piace, che adoro del film, è che guardiamo alle persone attraverso la loro verità, ognuno ha la sua verità. Non è che vi sia una verità più importante dall'altra. La cosa fondamentale è come vediamo questo scontro tra verità e quali sono i limiti, i confini tra verità. Non è una questione di creare un manifesto per dare nuova vita a delle discussioni. Quelle discussioni che vengono riviste in un modo nuovo in questo film. E il fatto che siete usciti dalla sala e avete discusso del film e avete parlato di questo argomento, noi volevamo proprio questo, che alla fine del film ci fossero tutte queste emozioni, tutti questi punti di vista diversi. Immaginare di essere in una situazione in cui siamo già passati ad una nuova ondata di femminismo è difficile. Ecco, forse questo parla della realtà dell'essere l'uno con l'altro nella società. Quello che abbiamo cercato di fare, quindi è quello di far emergere una cosa che ci sembrava molto vera, molto reale. È qualcosa che, come diceva Giulia, fa sì che le persone si chiedano in che cosa credono. E nonostante la pioggia, il red carpet notturno è stato molto affollato lungo le transenne, tutti in attesa di George Clooney, che ha mantenuto la parola ed è stato molto generoso sul tappeto rosso. George Clooney non ha tradito l'attesa di migliaia di fans e persone e si è presentato regolarmente sul red carpet nonostante la sinusite e la pioggia. Nel cast di Jay Kelly, grande produzione hollywoodiana, spicca anche un'attrice italiana conosciuta però in tutto il mondo e quindi di fama internazionale, come Alba Rohrwacher, che racconta la sua grande emozione dopo la proiezione del film,
prima di consegnare il premio Bresson all'Excelsior. Com'è stato con George Clooney? È stato molto emozionante, divertente e anche facile. E cosa ti ha colpito di questo lavoro? La gentilezza di tutte le persone che ho incontrato e la profondità della sceneggiatura. Sai che era uno dei film più attesi questo? Ti rende felice? Secondo te il cinema cosa può e cosa deve fare? Raccontare delle storie, provare a parlare alle persone e magari farle essere un po' migliori. Poi la conferenza stampa. Ho sempre apprezzato il mio agente, il mio pubblicista, il mio manager, so bene quanto duramente lavorino e so quanto sia difficile sentire i miei alti e bassi nella vita ed essere sempre al mio fianco. A volte sono stato molto forte nelle mie posizioni. È stata una grande emozione farla parte di un uomo che è molto devoto ad un personaggio come quello di George J. Ammiro tutte le persone che agiscono in questo modo, so quanto valore abbia. Ecco, una delle mie battute più preferite è: tu sei J. Kelly 1, tu sei J. Kelly 2, quanto può significare questo? Dà il suo cuore a Jay e le persone che lavorano con me hanno questa stessa sensazione per quanto riguarda la mia carriera. È tutto da Venezia e provincia, vi salutiamo e vi lasciamo alla sigla e alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buona serata.